Il plasma iperimmune è stato dato a circa 300 pazienti della Marca Trevigiana. All'appello hanno risposto oltre a 3.000 persone guarite da Covid e poi la selezione via via da legge ha determinato una biobanca intorno alle 400-450 unità di plasma iperimmune. La direttrice della medicina trasfusionale del Cafoncello traccia un bilancio del primo anno e mezzo di attività della biobanca del plasma iperimmune, voluta con forza dalla Regione Veneto già nel corso della prima ondata Covid. All'appello rivolto ai pazienti guariti dal virus e lanciato nel maggio 2020, nella Marca hanno risposto in migliaia. Per il centro di Treviso si è così aperto un nuovo filone trasfusionale con la selezione dei donatori che dovevano rispondere a determinati parametri. Quello del plasma iperimmune ha segnato un'importante svolta nella cura dei pazienti Covid, fino a quel momento trattati con antinfiammatori e cortisone. L'uso di una sieroterapia immunizzante passiva poteva sicuramente altro che fare bene, ecco, perché dava l'anticorpo specifico anti-spike al soggetto. E anche in questa fase di flessione della curva epidemiologica le donazioni e la raccolta di plasma iperimmune non si fermano. Non ci sono stati ordini diversi, per cui comunque abbiamo giornalmente persone che ci contattano, che contattano il servizio della medicina trasfusionale per rendersi disponibili avendo superato il Covid.